marchio importante, ma non hanno portato via niente, hanno portato via il nostro lavoro. Abbiamo fatto questa iniziativa per far sentire forte la nostra voce. Domani abbiamo un primo appuntamento già convocato con l'assessore regionale Donazzanne, quindi abbiamo attivato il tavolo di crisi regionale. Attendiamo anche di avere delle risposte da parte del Mise per avere una convocazione da parte del Ministero del Lavoro e da lì iniziare un confronto serio con l'azienda. Simbolo della produttività del territorio, la Foral SPA, impresa storica del Vicentino, detentrice del marchio di abbigliamento Palzileri, ha comunicato la volontà di avviare la procedura di cessazione attività per lo stabilimento di Quinto Vicentino. La pandemia ha aggravato la crisi già in atto nel settore dell'abbigliamento. Una doccia fredda per i 400 dipendenti che chiedono si valutino soluzioni alternative alla chiusura. Noi chiediamo una seria riapertura di un tavolo per rilanciare questa azienda, ma il tavolo deve essere governativo, deve essere a Roma, perché deve esserci un intervento dello Stato per dire che le risorse importanti come questa azienda, che sono risorse del territorio storiche, non vanno disperse. L'obiettivo, spiegano i rappresentanti sindacali, è quello di coinvolgere tutte le istituzioni in una vertenza che si configura come la più grave in provincia di Vicenza per l'intero tessuto economico produttivo. Perché è un tessuto che andrebbe a impoverirsi con tutto l'indotto che l'azienda Foral da sempre ha portato e rappresenta per il comune di Quinto Vicentino. Oltre ai 400 dipendenti, a rischio sarebbero anche le figure legate all'indotto, dalle mense alle pulizie ai servizi.